Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty che parla solo ed unicamente di calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria. Una puntata che oggi va in edizione un po' particolare perché andiamo in onda appunto a partire dalle ore 21:30, mentre come tutti ben sanno noi andiamo in onda alle 19 e sarà proprio questo l'orario con il quale inizieremo naturalmente domenica prossima. Una domenica importante anche quella appena trascorsa, tanti risultati, e diamo subito il saluto particolare al nostro commentatore tecnico di questa prima parte della nostra trasmissione. Abbiamo Massimo Scrivano. Buonasera Massimo. Buonasera mister, grazie. Allora attenzione perché questa è una postazione importante, perché è una postazione dove i tecnici che non allenano soprattutto danno un loro contributo tecnico a questi tre campionati siciliani molto importanti, qual è appunto per esempio il campionato di Serie D e i due gironi di eccellenza. Tu non stai allenando intanto quest'anno, perché? C'è una motivazione precisa? La speranza è quella di poter ritornare prima possibile, anche perché il calcio manca. Manca tantissimo, immagino. Abituato sempre lì. La domenica impegnato. Esatto, anche durante l'arco della settimana. Rimanere fuori oggi inizia a diventare pesante. È brutto. Un campionato di Serie D importante dove la Sicula Leonzio sicuramente dirà la sua, ma andiamo nel dettaglio subito con la schermata dei risultati di questa quinta giornata del girone di ritorno appunto del campionato di Serie D. Oggi domenica 5 febbraio, festa agatina che tutti ben sanno e che tutti ben conoscono soprattutto dalle nostre parti. Allora, abbiamo la prima partita che ufficialmente non si è svolta, ma il Castrovillari l'ha vinta 3-0 a tavolino contro il Due Torri. A Torre del Greco Cavese batte Turris 2-1. A Gela Città di Gragnano 3 contro il Città di Gela che perde appunto con due reti di scarto. Pomigliano e Frattese 0-0. Gladiator batte Rende 3-0, Palmese batte Igea Virtus 2-0, San Cataldese batte Sarnese 2-1, Sicula Leonzio batte Roccella 3-1 ed infine Aversa Normanna batte Sersale 1-0. Adesso diamo subito lettura della classifica dove ancora una volta l'Igea Virtus ferma la sua corsa verso la Lega Pro. Guardiamo la classifica nel dettaglio. In testa la Sicula Leonzio con 46 punti, Igea Virtus con 44, Cavese con 43, Rende 41, Città di Gela 40, Palmese 36, Turris 34, Pomigliano 33, San Cataldese 32, Frattese Gladiator 31, Città di Gragnano 28, Aversa Normanna 27, Sarnese Roccella 18, Castrovillari 16, Sersale 8 ed infine appunto il Due Torri che è stato anche escluso dopo la quarta rinuncia. Diamo adesso lettura anche del tabellino del prossimo turno. Si giocherà domenica 12 febbraio, sarà la sesta giornata di ritorno. Questi gli incontri: Sarnese Aversa Normanna, Castrovillari Pomigliano, Igea Virtus Città di Gela. Non si giocherà chiaramente Città di Gragnano Due Torri, Gladiator Palmese, Sersale Rende, Cavese San Cataldese, Frattese Sicula Leonzio ed infine Roccella Turris. Allora Massimo, guardando un po' il quadro di questo campionato ci rendiamo conto che probabilmente l'Igea Virtus è in crisi profonda, perché dalle prime domeniche di quest'anno sta incominciando a perdere probabilmente qualche partita di troppo. Anche oggi ha perso a Palmi e a questo punto cosa succede? Che la splendida Sicula Leonzio ne approfitta. Io credo che io e lei, essendo ex, abbiamo l'obbligo di tifare Sicula Leonzio. Io personalmente ogni domenica guardo il risultato di Leonzio e Ciriale. Ci tieni troppo, eh? Decisamente sì, decisamente sì. Anche se mi è molto dispiaciuto come è stato trattato Sebbi Catania. Credo un tecnico che ha fatto il tutto. Una scelta societaria che ha un po' spiazzato tutti, effettivamente. Decisamente sì, anche a livello umano credo che Sebbi sia stato trattato non come
Si doveva. Decisamente sì. Anche se adesso però i risultati parlano per la squadra del presidente Leonardi. Ha fatto acquisti mirati, ha preso giocatori importanti di categoria aggiunti a quelli che già avevano, perché secondo me avevano fatto una squadra importante per la categoria, e poi come il calcio ci insegna, il nuovo tecnico porta sempre qualcosina in più. Entusiasmo nuovo, nuove idee. I tifosi che diciamo sono sempre splendidi domenicalmente, e quindi diciamo che l'Angelino Nobile diventa un'arma in più. Assolutamente. Tra l'altro teniamo presente anche che la Cavese con questa vittoria fuori casa continua comunque a rimanere nella zona altissima della classifica, attualmente al terzo posto e volendo molto vicino, solo 3 punti dalla Sicula Leonzio. Sì, però secondo me il calcio è una questione di programmazione, ed io da quel che ho saputo la Sicula Leonzio è una società abbastanza solida, quindi una volta essere arrivati lì credo che fino all'ultimo tenterà di fare il salto di qualità. Sicuramente sarà una stagione importante per la Sicula Leonzio, perché guarda sempre più da vicino questo traguardo della Lega Pro. Salutiamo il nostro ospite, ovvero Marco Coppa. Buonasera Marco, ciao, buonasera. Come stai? Ben trovato. Bene, grazie. Abbondante vittoria, devo dire, con il Belpasso, quindi insomma una domenica di Sant'Agata più che positivo, oserei dire, no? Sì, ma a prescindere dal risultato di ieri è un periodo dove ci siamo finalmente ritrovati e quindi stiamo incominciando nuovamente. C'è stata qualche settimana fa un po' di maretta, ma mi hai detto appunto tutto rientrato, avete resettato tutto. A volte è vero che le sconfitte fanno bene, perché da quella famosa sconfitta in casa siamo ripartiti benissimo e quindi adesso ci troviamo in una situazione di classifica molto più serena, però non significa che ancora non dobbiamo marciare. Tra poco andremo nei dettagli nei 2 gironi del campionato di eccellenza. Volevo però un attimo parlare anche con te di questa bella Serie D, dove abbiamo la Sicula Leonzio che da questa settimana è solo in vetta, hanno recuperato alcune partite, quindi a questo punto la classifica è molto delineata. Il Sicula Leonzio con 46 punti, l'Igea Virtus con 44 e la Cavese con 43. Dice bene Massimo, fa piacere vedere a questo punto la Sicula altissima, perché c'è programmazione. Assolutamente sì, fa piacere anche a me. Io vi sentivo parlare prima e non sono d'accordo che l'Igea Virtus sia in crisi, perché comunque non era nei programmi della società quelli di dover vincere a tutti i costi questo campionato. Credo che l'Igea Virtus stia facendo un campionato molto oltre le aspettative. Anche perché la squadra è bene o male la stessa della scorsa stagione, tranne qualche piccolo ritocco. Appunto per questo, a maggior ragione per questo, credo che bisogna fare semplicemente i complimenti all'Igea Virtus. Poi in questi campionati, come nell'eccellenza, nei campionati dilettantistici, io credo che il primo valore in assoluto sia quello della società. Se c'è una società solida e importante come è quella della Leonzio, io credo che faccia il buon 70%, e tutto il resto lo fanno giocatori e staff tecnico. Massimo, attenzione, il Città di Gela oggi mi ha perso una partita in casa inaspettatamente. Davanti a 3.000 persone, però è anche vero che questa sconfitta ha un po' rallentato il sogno anche di Gela di insomma, agganciare il treno che conta per la promozione diretta. E anche qui comunque mi ripeto a quello che diceva Marco, anche il Gela non penso che abbia fatto una programmazione per poter fare il salto di qualità. Anche qui bisogna fare i complimenti a Pietro Infantino che nonostante la retrocessione dell'anno scorso credo che stia dimostrando quest'anno di essere un grande tecnico, con una già abbondantemente salvezza raggiunta. Assolutamente, salvezza quasi raggiunta anche per la squadra di San Cataldo, la San Cataldese, ma di questo ne parleremo tra poco, perché adesso abbiamo come al solito il collegamento con Enzo Sortino che ci racconta questa bella vittoria della squadra del presidente Leonardi, una vittoria che permette appunto alla squadra di raggiungere la sospirata prima posizione, 3-1 contro il Roccella. Enzo Sellini, pronto? Sì, buonasera Ettore, buonasera a tutti i tuoi amici e ospiti. Buonasera, allora Enzo, si canta vittoria notevolmente, anche se ancora il campionato è lungo, però oggi possiamo dirle in questo momento vetta solitaria per la Sicula Leonzio. Il campionato ancora è lungo, però la Leonzio con la vittoria odierna ha detto io ci sono per la vetta e possibilmente anche per la promozione. È stata una partita non certamente brillante al 100%, però nei momenti cruciali la Leonzio ha fatto solo la gara con 3 gol, che non sono cosa da poco.
Certo, è importante adesso pensare di continuare questo trend di vittoria. Si va a Frattamaggiore la prossima settimana e probabilmente sarà un altro banco di prova importantissimo per la squadra di Crozza. E in sala stampa sia il direttore generale Finocchiaro che Davide Mignini, il direttore sportivo, davano un po' risalto a questa partita perché è un campo difficile e non è facile poter fare il risultato. Ad ogni modo, siccome la Leonzio è quella che è, lavora su tutti i palloni, lavora su tutti i particolari e dunque cercheremo di fare il risultato anche lì. Sarebbe molto bello ottenere una vittoria magari per staccare ancora di più le dirette inseguitrici. Certo. Enzo, per chiudere, il pubblico è contento di questa ennesima vittoria e quindi sta sognando un po', sei d'accordo? Il pubblico, c'erano 1200 persone quest'oggi ed erano abbastanza sereni e tranquilli e applaudevano sempre anche quando il gol sembrava cosa fatta per un non niente, non riusciva ad andare la palla in rete. Quindi è stato un po' il 12° uomo in campo allora. È sempre così, Lentina è diventato ormai una piazza passionale per quanto riguarda la tribuna e questo il Presidente lo rimarca spesso, così come tutti gli addetti ai lavori. Perfetto, allora a questo punto un in bocca al lupo anche per la prossima domenica alla squadra di Lentini. Noi chiaramente ci sentiremo domenica prossima per il tuo commento tecnico sull'incontro appunto che la Sicula andrà ad affrontare contro la Frattese. Grazie a Enzo Sortino. Speriamo bene, tante belle cose, arrivederci, una buona serata. Grazie a Enzo Sortino. San Cataldese, io credo che comunque la squadra anche lì era stata attrezzata per una salvezza anche un po' sofferta, però in questo momento credo che la classifica parli a suo favore. Un plauso a tutte le squadre siciliane, dico dispiace per il Due Torri perché conosciamo la vicenda, ma è una vicenda che non bellissima. Va, no, extra calcio, voglio dire, ci sono problemi di diversa natura legati a problemi appunto societari. Poi però devo dire un plauso a tutte le siciliane perché stanno disputando tutti un grande campionato in Serie D. Sulla Sacaldese comunque tranquillezza sicura? Io credo assolutamente di sì. Non ci sono problemi, Massimo, tu che ne pensi? Perché ti ho visto un po'... Ma ancora credo che il campionato sia lungo, sappiamo, quindi però voglio dire, ottimismo. Sì, decisamente sì, però credo che fino all'ultimo dobbiamo essere lì, sempre diciamo a dare il 100% per ottenere il massimo. Anche perché in un attimo si possono rischiare di perdere punti che poi dopo alla fine del campionato possono risultare decisivi, no? Decisamente sì, anche perché comunque vedo che la classifica in basso è corta, molto di corta. Conseguenza 3 punti oggi sono molto facili da andare a recuperare, però credo che Marcianò stia andando molto bene. Molto bene. Allora voglio chiedervi un pronostico per chiudere il campionato di Serie D. Prima ne parlo con Marco. Allora, Sicula Leonzio possibile vincitrice di questo girone I del campionato interregionale? Sì, per il motivo che dicevo prima, secondo me alle spalle c'è una società importante, poi per costanza di risultati mi piacerebbe che la lotta fino alla fine fosse fra Leonzio e Gea Virtus, così sarebbe ancora una cosa più siciliana. Massimo, per te? Per me è troppo scontato, troppo Sicula scontato. Troppi ricordi ci legano giustamente a Lentini. Bene, a questo punto abbiamo dato quindi il quadro completo della Serie D, ci fermiamo, abbiamo il primo break pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e parleremo naturalmente dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilferm. Infoline 336 9207 27.
Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica tra le 19 e le 21, anche se in questa domenica prettamente festiva, dedicata anche alla festività di Sant'Agata, andiamo in onda dalle 21:30 alle 23:30. Parliamo di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A e diamo subito lettura dei risultati di questa domenica, oggi appunto 5 febbraio 2017. Questi gli incontri disputati: Atletico Campofranco Alba Alcamo 1-1, Paceco batte Dattilo Noir 3-1, Troina batte Licata 1-0, Marsala Mazzara 0-0, Folgore Selinunte batte Mussomeli 1-0, Nissa Parmonval 1-1, Profavara batte Castelbuono 2-1 ed infine Riviera Marmi vincente per 3-0 nei confronti del Terranova a tavolino. Una classifica che vede ancora in testa il Paceco grazie anche a questa ennesima vittoria dentro casa. Classifica: Paceco in testa con 40 punti, Folgore Selinunte 37, Troina e Riviera Marmi 35, Alba Alcamo 33, Nissa 30, Dattilo Noir 28, Licata 27, Campofranco e Parmonval 26, Mussomeli e Mazzara 23, Castelbuono 21, Profavara 18, Marsala 13, Terranova Gela 7 punti. Rimane ancora un attimo la schermata perché sottolineiamo alcune partite da recuperare, su tutti l'incontro tra Troina e Dattilo Noir che si disputerà giorno 8. A questo punto anche il prossimo turno, domenica 12 febbraio, sarà anche in questa occasione una giornata assolutamente importante. Questi gli incontri: Mazzara Atletico Campofranco, Parmonval Folgore Selinunte, Castelbuono Paceco, Licata Profavara, Riviera Marmi Nissa, Mussomeli Marsala, Dattilo Noir Terranova Gela che comunque non si giocherà ed infine Alba Alcamo Troina. E proprio sul Troina dobbiamo aprire un po' il discorso riguardante questo girone A del campionato di eccellenza, perché come tutti ben sanno si è disputata mercoledì la finalissima di Coppa Italia di eccellenza, dove appunto il Troina ha battuto il Milazzo per 2-1. Tra poco vedremo anche il servizio, però prima voglio sentire una battuta veloce con i nostri ospiti. Un Troina che ha sicuramente ancora tante possibilità di vincere questo girone A del campionato di eccellenza, ma la prima vittoria che gli permetterà comunque ancora di continuare l'eventuale sogno della Serie D con questa bella vittoria di Coppa. È già arrivata. È già arrivata. Molto molto importante. È come se tutti quanti stessimo aspettando il Troina, visto che ha già fallito uno dei 2 match point. Sì, infatti. Ha fatto il primo pari. Oggi comunque è arrivata una vittoria importante con un Licata abbastanza proiettato almeno all'inizio verso la vittoria del campionato, però oggi diciamo che il Troina ha fatto un altro passo avanti verso un ulteriore sogno. Esatto. Vedremo come andrà a finire. Marco, tu invece come giudichi il campionato giustamente del Troina, tenendo presente che comunque questo Paceco è sempre in testa con 40 punti, grande rispetto. No, assolutamente, grande rispetto, anche perché non era nei pronostici il Paceco, mentre il Troina sì. Il Troina è una squadra attrezzata proprio per vincere questo campionato di eccellenza. Anche dal punto di vista dirigenziale, no? Anche da un punto di vista dirigenziale. L'arrivo anche di Claudio Cammarata e di tanti altri dirigenti. Conosco bene anche il presidente, conosco benissimo le ambizioni del presidente. È una persona che ha la potenzialità da un punto di vista anche economico, la disponibilità. Questa è una squadra che paga lo scotto delle prime giornate. Sì, una partenza un po' a rilento. Una partenza a rilento, però che ancora assolutamente può tentare benissimo di recuperare, di vincere il campionato. Guardiamoci questa bella vittoria del Troina, guidato magistralmente da Beppe Pagana, la finale vinta appunto a Mazzara nei confronti di un Milazzo per 2-1. Parte in questo momento l'incontro, il Milazzo è schierato alla destra della postazione, libera il pallone verso D'Arico che serve Raia, cambia gioco, Raia cercando Rizzo, ancora Cannavò per Rizzo in aria, il tiro raso terra, la parata di Lizzoni, il diagonale Lillo sulla tre quarti cerca lo scambio con Suarez, il tiro, la parata di Ingrassia sul tiro del numero 11 Adem e adesso c'è un pallone, il gol del Milazzo! L'errore difensivo
segnato Cannavò. Non vediamo sbocchi fino a questo momento, ancora Melillo cerca e trova Suarez sulla fascia, il rasoterra attraversa tutta l'area di rigore, l'arbitro guarda il cronometro e fischia la fine, quindi 1 minuto di questo primo tempo, Milazzo che è in vantaggio 1-0 grazie alla rete segnata da Cannavò. Il Troina in avanti, c'è il gol forse era fuori gioco, ma si è fermata la difesa, ha segnato il Troina, il pareggio del Troina, ha segnato il numero 7 Souaré al 4° minuto, Milazzo che è rimasto in bambola. 1-0 per la gioia dei tifosi del Troina, ma forse non abbiamo visto bene, il Milazzo si è fermato, pensava in una posizione irregolare del numero 7 che ha insaccato con Ingrazia che questa volta non ci ha potuto fare niente. 1-1, Romeo in aria, allarga per il nuovo entrato, il numero 18, il tiro, la grande parata di Ingrazia sul tiro di Marletta, era andato incontro alla palla e se l'era fatta scappare, se ci fosse stato lì Cannavò, il tiro, la traversa del Milazzo, tiro da fuori, la battuta. Il Milazzo in avanti sul cross di Cordisco, riparte la formazione del Troina, sbaglia Lucarelli, mette in movimento il numero 11 Adebayor, salta Adebayor, il gol! Il Troina ha segnato con Adebayor, è successo quello che non ci attendavamo, ha segnato Adebayor, il gol di Adebayor. Ha segnato Adeyemo nel secondo minuto di recupero, quello che non doveva succedere è accaduto. Inutile la disperazione di Lucarelli e l'arbitro fischia la fine. Il Troina vince la Coppa Italia d'Eccellenza. Aggiornatemi della telefonica. Grande vittoria del Troina che in quel di Mazara è riuscito a battere un Milazzo comunque sempre molto battagliero, era dato addirittura in vantaggio. 2-1, vittoria finale che permette alla squadra di Beppe Pagana di continuare volendo il sogno in prospettiva anche per un'eventuale promozione in Serie D. E abbiamo proprio al telefono Beppe Pagana in questo istante proprio perché vogliamo sapere qual è stata la sua grande emozione con questa bella vittoria di Coppa. Pronto? Sì, buonasera a tutti. Buonasera Beppe. Allora, intanto complimenti per la vittoria interna con il Licata, che volendo in questo momento insomma viene un po' messa da parte, anche se sicuramente è una vittoria molto importante, perché la vittoria di mercoledì in Coppa probabilmente è stata una grandissima emozione, sia per voi come giocatori e tecnici, ma anche soprattutto per la bella cittadina di Troina. Sì, è stata una grande gioia perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante, abbiamo scritto una pagina importante della storia della nostra città, perché mai nessuno è riuscito ad arrivare così in alto. Però oggi abbiamo, come dire, condiviso quella gioia con i nostri tifosi, ma in questo momento noi abbiamo la testa soprattutto nel campionato. Certo. La Coppa è stata importante perché noi ci siamo aperti un'altra opportunità, ci siamo aperti l'opportunità di giocarcela nella fase nazionale. Però l'obiettivo più grande per noi rimane quello di centrare la Serie D e quindi
oltre alla Coppa o il campionato, il nostro sogno è quello là. Chiaro. Tra l'altro adesso recupererete la partita col Dattilo e quindi potenzialmente, dico, sarebbe un ulteriore passo in avanti verso la vetta. Sì, mercoledì abbiamo questa partita di recupero, speriamo di poter fare bottino pieno che ci consentirebbe di raggiungere la seconda posizione in classifica. E poi noi saremo sempre lì perché non dipende solo da noi. Certo. C'è una squadra che non perde un colpo, che è il Paceco, però noi faremo di tutto per battagliare fino alla fine e staremo lì, nell'attesa che loro fanno un mezzo passo falso. E noi... Voi pronti ad approfittarne? Sì, il nostro obiettivo non l'abbiamo mai nascosto, che sarebbe quello di portare la squadra in Serie D. È giusto, è giusto. Paceco ha 40 punti attualmente, però attenzione perché questa Folgore Selinunte zitta zitta sta lì, potrebbe fare volendo il terzo incomodo. Sì, per noi è importante l'eventuale vittoria di mercoledì perché ci consentirebbe appunto di oltrepassare la Selinunte e di metterci da soli secondi in classifica. La Folgore sta facendo un ottimo campionato, è una piazza importante che già in passato ha fatto la Serie D, quindi noi più che alla Folgore e al Paceco guardiamo in casa nostra, noi faremo di tutto per cercare di fare più punti possibili e poi alla fine faremo i conti. Certo, attenzione perché anche poi domenica avrete un incontro non di poco conto, andrete ad Alcamo dove lì probabilmente si giocheranno loro l'ultima chance per cercare di agganciare la zona altissima. Sì, sarà una partita difficile, però per ora pensiamo a quella di mercoledì. È inutile pensare già a domenica, prima dobbiamo recuperare le forze perché i ragazzi sono ammirevoli. Noi in una settimana già abbiamo fatto 3 partite e ci aspetta un'altra settimana dove dobbiamo fare altre 2 partite, quindi da questo punto di vista noi non possiamo guardare oltre, ma dobbiamo pensare di partita in partita e cercare di recuperare più forze anche possibile. Perché lo stress mentale è considerevole, no? In una settimana tutti questi incontri. Ma poi soprattutto oggi non era facile perché i ragazzi mercoledì hanno fatto una prova di carattere, perché in una partita secca siamo andati sotto di un gol. Hanno avuto la forza di ribaltare il risultato e poi recuperare subito le forze non era facile, invece fino alla fine oggi abbiamo creduto alla vittoria. È stato bravo Marletta quando è entrato a calciare un calcio di punizione che è un suo pezzo forte, ci ha portato i 3 punti che per noi sono vitali. Bene, allora Beppe io ti ringrazio, ti auguro il buon lavoro, il buon proseguo, sarà un campionato tesissimo sino all'ultima giornata, ma credo che la determinazione sia tua che del tuo gruppo rimarrà fondamentale per il successo finale. Grazie, vi ringrazio per l'attenzione che dedicate alla nostra squadra e vi auguro una buona trasmissione. Grazie a Beppe Pagana, allenatore del Troina. Determinazione fondamentale per Beppe, dico bene Marco, no? Fondamentale. Beppe ha una grande voglia e grandi ambizioni e questo non può che fare bene anche a tutto il gruppo, a tutto l'ambiente perché riesce a trasferire questa sua grande voglia. Che tra l'altro è fondamentale soprattutto perché lui, parliamoci chiaro, ha un'esperienza meravigliosa, cioè un professionista, ha vinto tanti campionati e credo che sia l'uomo giusto per un ambiente come Troina. Lui tra l'altro è di Troina. Lui è di Troina, quindi essendo da lì stesso credo che la voglia sia maggiorata rispetto a uno che possa venire da... Tra l'altro sottolineiamo anche una cosa importante, cioè tutto il settore giovanile che gestisce in prima persona e da lì nascono tantissimi nuovi talenti e questo è fondamentale. Lui diciamo che ha da un paio d'anni che mette anima e cuore in quello stadio, quindi sta facendo un ottimo lavoro e sarebbe veramente un grande piacere qualora il Troina facesse il salto di qualità. Bene, allora nel frattempo possono già partire le immagini sottofondo della vittoria della Nissa che oggi, anzi no, il pareggio della Nissa in casa contro la Parmonval 1-1. Nissa, Marco, credo che sia una squadra che sta lì per cercare di agganciare la zona play-off, ma attenzione perché comunque non sarà facile. Questo per esempio oggi era un incontro che andava vinto eppure è finita 1-1. C'è sempre da considerare anche l'avversario, è un campionato difficile, combattuto, ci sono quasi tutte piazze importanti che comunque hanno una storia più o meno importante da un punto di vista calcistico, per cui bisogna assolutamente guardare anche chi è di fronte a queste squadre. Vedi il Troina oggi ha vinto per l'ennesima volta, però ha vinto alla fine della partita.
Per cui voglio dire, merito a volte anche dell'avversario. Certo, la Nissa tra l'altro era andata sotto di un gol, poi è arrivato anche il pareggio che ha permesso comunque alla squadra capoluogo di provincia di continuare ad essere più possibile agganciata alla zona alta. Però io sottolineerei pure anche che per esempio una squadra come il Terranova Gela, che all'inizio si pensava fosse attrezzata anche per un campionato di testa, almeno queste erano le voci che davano la squadra veramente predisposta per, non dico vincere il campionato, ma essere protagonista. Poi alla fine è successo che hanno mollato e in questo modo hanno un po' falsato secondo me il campionato, il girone. Assolutamente sì. Se non erro ricordo che all'inizio addirittura erano coloro che dovevano fare diciamo la guerra al Gela Calcio, al Città di Gela che milita in Serie D, sì, è vero. Bravissimo. Quindi allora ci sono stati parecchi problemi tra comune e gestione del campo e quindi si pensava che il Terranova Gela veramente potesse fare un campionato importante. Poi non è così, cosa è successo, non è così. È andato diversamente. Non è così. Dovremmo adesso collegarci con un giocatore del Pro Favara. Stiamo continuando ancora a parlare di questo girone A del campionato di eccellenza, proprio perché comunque lo riteniamo un campionato che ha una sua storia, perché dall'altra parte della Sicilia, noi parliamo chiaramente del girone B che ci appartiene più da vicino, però dall'altra parte della Sicilia devo dire che comunque le realtà sono fondamentali, no? Folgorese Leonunte ha tantissima esperienza di Serie D, ma metterei lo stesso Alcamo, la stessa Nissa, Licata che ha un trascorso, quindi non è detto che soltanto dalla parte del girone catanese siracusano ci sono le squadre importanti. Assolutamente no, perché se andiamo a vedere le varie formazioni e i vari allenatori ci sono gente che ha fatto professionismo ad alti livelli. Voi prima parlavate di Paceco, ma il Paceco oltre all'entusiasmo che comunque diceva Marco ha giocatori importanti. Quindi se sta lì evidentemente stanno facendo bene e credono perché domenicalmente fanno bottino pieno, certo. Merito a loro. E infatti lo stesso Pagana lo sottolinea, no? Il Paceco è in testa, grande rispetto perché evidentemente ci sono i mezzi per disputare un campionato all'avanguardia. Collegamento adesso con Daniele Pandolfo, il portiere del Pro Favara che è giunto a Favara a dicembre cercando insieme ad altri acquisti di risollevare la squadra agrigentina. Non sarà facile, non sarà facile. Sentiamo un po' cosa ne pensa lui. Daniele, buonasera. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Allora Daniele, oggi una vittoria importante contro il Castelbuono, una classifica che ancora piange, però insomma siete in netta ascesa, a dimostrazione che volete assolutamente salvare la categoria. Hai detto bene Ettore, oggi era fondamentale vincere, erano in palio 3 punti fondamentali con una squadra diretta come noi. Certo. Perdavamo 1-0, però siamo stati bravi a rimanere là, in partita, abbiamo creato tanto, meritavamo questa vittoria per quello che stiamo facendo e per quello che abbiamo fatto oggi in campo. Certo, partire con tanti punti ad handicap a dicembre non è facile per nessuno, però credo che anche per voi c'è molta determinazione e credo che comunque il gruppo abbia l'obiettivo ben chiaro in mente. Sì, siamo venuti qui e le persone che sono venute, l'obiettivo è assolutamente centrare la salvezza o tramite play-out oppure cercare di uscire fuori dai play-out, anche perché il Terranova si è ritirato, quindi in questo momento siamo a 18 punti, ma guardiamo la Palmonva che ha già giocato col Terranova, quindi sì, teoricamente saremo a 5 punti per uscire fuori dai play-out. Quindi assolutamente abbordabile. Non è difficile, però salvandoli direttamente sappiamo ognuno di noi che siamo qua che è come vincere un campionato, perché partire con 9 punti soltanto non è assolutamente facile. Non è assolutamente facile. Dentro lo spogliatoio credo che ci sono degli uomini e lo stiamo dimostrando. Daniele, una battuta finale. Questo girone vede in testa in questo momento il Paceco, Folgorese Leonunte altissimo in classifica, il Licata in ascesa. Quale potrebbe essere la squadra che veramente può vincerlo questo girone? Allora,
secondo me la squadra che lo deve vincere per quello che ha speso, per quello che ha dentro come rosa, è il Troina. Si è messo là a 5 punti, però ha passato una partita meno. Dovrebbe vincere il Troina, però il Paceco è là, se vince la partita di recupero, secondo me il Paceco ha buone possibilità di vincere il campionato. Tu il campionato l'hai già vinto lo scorso anno a Caltanissetta, ancora prima anche con Gela. il Città di Gela. No, giustamente l'hai vinto l'anno scorso a Gela, poi sei stato a Caltanissetta, hai cambiato squadra. Non è facile vincere un campionato di eccellenza, io credo che comunque bisogna avere anche la dirigenza ben organizzata, un assetto societario ben organizzato per poi dopo sperare veramente di vincerlo il girone. Assolutamente, è fondamentale la dirigenza, la società, il proprietario, già mette delle basi, ti fa lavorare sereno e si costruisce anche una rosa importante, però da lì poi la rosa, se ha la serenità della società, è fondamentale. A Gela l'anno scorso la società è una società sana, il presidente Tuccio è una grande persona, è un presidente come i veri presidenti, perché i veri presidenti pagano. E quindi lui è un presidente serio, è una persona seria che ci tiene, e Gela è una piazza che merita, e l'anno scorso si è fatto una bella cavalcata e abbiamo trionfato. Ci siamo divertiti davvero. Bene Daniele, allora noi ti auguriamo un in bocca al lupo per la stagione, cercando magari di salvare questo Pro Favara, che comunque è sempre un nome storico del calcio dilettantistico siciliano. Grazie. Grazie. Grazie a Daniele Pandolfo. Non è mai facile salvare una squadra da dicembre in poi, Marco? No, perché poi rincorrere è difficilissimo, anche da un punto di vista mentale, no? Tu non puoi fare a meno di non guardare la classifica, e per cui è pesante, ma non solo sulle gambe, ma proprio sulla testa. Rincorrere è veramente difficile. Assolutamente. Allora adesso passiamo al girone B del campionato di eccellenza, così avremo modo di parlare anche con Marco di questo suo girone, ma devo dire che anche Massimo è molto preparato, lo segue con tanto interesse, e credo anche proprio perché un po' si gioca vicino casa, no? Perché ci sono molte squadre catanesi, siracusane e messinesi. Parliamo del girone B, anche in questa occasione quinta giornata di ritorno, oggi giorno di Sant'Agata, 5 febbraio 2017. Questi risultati: Catania San Pio batte Biancavilla 1-0, Città di Rosolini Giarre 0-0, Città di Sant'Agata batte Milazzo 2-0, Scordia batte Pisturina 7-0, Aciriale Palazzolo 0-0, a Belpasso Sporting Taormina batte Belpasso 9-0, Rocca di Caprileone batte Sporting Viagrande 3-1 ed infine Real Avola vincente contro il Torre Grotta per 2-0. Risultati notevoli, soprattutto in fatto di gol. Guardiamo la classifica dove soltanto il Sant'Agata in un certo senso ne ha approfittato del pareggio tra Aciriale e Palazzolo. In testa appunto il Città di Sant'Agata di Militello con 44 punti, l'Aciriale 42 punti, Catania San Pio decimo 41, Palazzolo 40, Milazzo 39, Città di Scordia 32, Giarre 30, Sporting Taormina 29, Real Avola, Rocca di Caprileone, Città di Rosolini 27, Biancavilla 24, Sporting Viagrande 23, Pistonina 11, Belpasso 10 ed infine Torre Grotta con 2 punti. Classifica appunto che vede il ritorno in vetta solitario per quanto riguarda la squadra messinese. E adesso il prossimo turno si giocherà domenica 12, sarà la sesta giornata di ritorno. Questo il tabellino: Milazzo Aciriale, Sporting Viagrande Catania San Pio X, Pistunina Città di Rosolini, Giarre Città di Sant'Agata, Sporting Taormina Città di Scordia, Torre Grotta Belpasso, Biancavilla Real Avola ed infine Palazzolo Rocca di Caprileone. Allora Massimo, Aciriale e Palazzolo hanno pareggiato, si sono un po' autobloccate, ne ha approfittato il Sant'Agata di Militello che vincendo una partita certamente non facile, quasi un derby, ha battuto il Milazzo 2-0 ed è ritornato da solo in vetta. Come vedi questo girone B del campionato di eccellenza? Lo possono vincere tutti e quattro, credo che fino al Palazzolo tutti quanti punto in più, punto in meno
sono veramente le 4 squadre favorite per la vittoria finale. Però secondo me la Cireale oggi, a differenza di quello che possono andare a pensare i tifosi, ha fatto un grandissimo risultato, perché il Palazzolo è la squadra più forte del campionato. Che non me ne voglia nessuno. No, Palazzolo che appunto attrezzata, ne parlano pochi, in alcuni bravissimo, attrezzata sotto tutti i punti di vista, società, staff tecnico, giocatori, è un ambiente dove non c'è la pressione. Io sono stato lì per poco tempo, però ho capito che lì è un'altra piazza dove si può fare calcio serenamente, però oggi credo che dietro ci sia il presidente Cotrufo che ha tanta voglia di emergere. Certo. Di conseguenza la Cireale oggi ha fatto un grandissimo risultato. Quindi diamo merito anche alla scuola di Anastasia allora. No, grande merito, sicuramente sì, anche se secondo me è un vero peccato che la Cireale a dicembre non sia intervenuta nel prendere quel giocatore importante che manca al centrocampo. Qualche ritocco avrebbe potuto per me manca la squadra... ciliegina sulla torta in mezzo al campo. Ho capito, mentre invece sulla città di Sant'Agata? Tanto entusiasmo, un Mincica, aiuta. Decisamente sì, un Mincica che non sbaglia un colpo, un grande allenatore Ferrara, di conseguenza onore e merito anche a loro. Senti, Città di Scordia con questa ennesima vittoria potrebbe rientrare nel gioco playoff? Assolutamente no, vedi? un peccato, secondo me. Ci hanno pensato troppo tardi. Esatto, hanno preso le persone giuste, ma secondo me molto tardi. Molto tardi. Mentre invece... Parliamo prima dello Sporting Taormina, insomma ti appartiene molto bene questa bella realtà messinese. Sporting Taormina che ha avuto un inizio travagliato, sei ritornato a Taormina, hai ripreso in mano le redini di un gruppo che bene o male era come quello dello scorso anno, hai poi dopo ultimamente anche resettato l'ambiente. Cosa è successo a Taormina? Perché non avete continuato il progetto iniziato lo scorso anno? Perché poi tra l'altro tu insomma sei andato anche a Scordia, poi sei andato via, insomma ci sono stati movimenti estivi che hanno un po' anche disorientato credo un po' gli ambienti dilettantistici. Sì, si sono dette tantissime cose, ma poi voglio dire effettivamente la verità poi forse non l'ha raccontata mai nessuno. Allora approfittiamone, raccontiamola adesso. Ne approfittiamo perché io anche quando sono andato via da Taormina sono andato via lasciandomi in buonissimi rapporti con il presidente, con la società e con l'ambiente di Taormina, perché ho fatto 2 anni straordinari, supportato anche dai risultati e quindi ero andato via per il semplice fatto che Scordia mi avesse prospettato delle ambizioni diverse rispetto a quello che poteva essere il campionato che doveva andare a affrontare. Ritornava in eccellenza. Ritornava in eccellenza e aveva tanta voglia di ritornare subito in Serie D, e per cui per me è stato gratificante già il fatto stesso che mi avesse cercato, mi avesse chiamato, e dall'altra parte un Taormina... Non è andata così poi. Non è andata così e anche lì non è stata detta la verità, non è andata così perché io ho mollato senza aver mai neanche firmato il contratto, ma per motivi strettamente personali e privati, e la gente invece su questo ci ha giocato tanto e quindi io sono andato via, infatti non sono andato via. No, non sono andato via da Scordia per andare a Taormina, perché poi io sono rimasto quasi 2 mesi fermo. Sì, è vero, poi è arrivata la chiamata del Taormina, ha coinciso col fatto che io potessi tornare ad allenare e sono tornato dove mi sento a casa. Come hai ritrovato l'ambiente? Beh, ho ritrovato lo stesso identico ambiente, naturalmente però con una squadra diversa, con un assetto diverso, perché anche avevo con una lavorato... classifica quasi disastrata. No, anzi non stavano andando malissimo, no, assolutamente, la classifica non era neanche tanto male, anzi quando sono arrivato io i risultati non mi hanno dato subito ragione, ma perché ogni stagione poi è diversa, perché la squadra di quest'anno non ha la qualità di quella dell'anno scorso, quindi voglio dire siamo in linea con quelle che sono le richieste della società, e quelle di mantenere la categoria per il secondo anno di seguito dell'eccellenza. E poi magari ritornare di nuovo a puntare per ma magari, la io stagione, magari però dico ormai che c'hai il cuore proprio, magari non lascerei mai Taormina, però è veramente un peccato che non riesca nessuno in questo bellissimo posto, in questa bellissima cittadina, non riesca nessuno ad aiutare, a dare una mano d'aiuto. Manca l'imprenditoria? Eppure è una zona assolutamente commerciale. È paradossale. È paradossale. È paradossale perché Taormina ha delle potenzialità
enormi per potersi esprimere naturalmente non in eccellenza. Però questa persona fa calcio da tanti anni da solo e continua a rimanere da solo, e questo è un grande peccato. Voglio ritoccare con te il tasto chi vince il campionato. Tu li hai incontrati, li hai viste giocare, sì, quindi orientativamente hai un quadro ben preciso. Sant'Agata di Militello come lo vedi? Io non capisco infatti perché nelle ultime settimane, non si sa per quale motivo, abbiano fatto fuori tutti il Sant'Agata da questa lotta. Il Sant'Agata è una squadra che dall'inizio del campionato è là sopra. È lì. E allora dico, perché farla fuori solo perché non ha i nomi che ha il Palazzolo e che ha la Cireale? Ma tante volte succedono le favole nel calcio, soprattutto negli ultimi anni. L'esempio in Serie D, per esempio, della stessa Igea Virtus. Della stessa Igea Virtus. Come non sono d'accordo con Massimo, nel senso che secondo me oggi il pareggio è un risultato che va più bene alla Cireale che al Palazzolo, probabilmente per il prossimo calendario, però la Cireale non ha niente di meno rispetto al Palazzolo in termini di giocatori, in termini di rosa. Io credo che la Cireale non possa e non debba essere felice del fatto che oggi abbia pareggiato. Ho saputo anche che ha un bel po' sofferto contro un ottimo Palazzolo, ci mancherebbe, ma se li prendi ad 1-1 non credo che la Cireale abbia qualcosa di meno rispetto al Palazzolo. Sarà un allora questa vittoria finale, sarà un girone veramente che si deciderà probabilmente sì, all'ultima giornata. Come devo dire che il Milazzo deve stare attento invece a non perdere punti strada facendo, perché c'è uno Scordia alle porte che oggi è una squadra veramente importante. 32 punti con i 39, quindi no, effettivamente... ma anche in termini di rosa oggi è diventata una squadra importante. Anche se Massimo ha dei dubbi sullo Scordia, è difficile poter ancora recuperare tanti punti. Il distacco, ha ragione Massimo, non è da poco, sono 7 punti, però io ho dato un'occhiata anche al calendario del Milazzo e a quello dello Scordia, e il Milazzo deve stare attento. Ho capito, bene, bene, quindi come vedi anche lui dice che questa città di Militello, di Sant'Agata, è assolutamente una squadra che ha tutte le carte in regola per cercare di vincerlo questo girone B. E ha perfettamente ragione, è vero, credo che non basti la sconfitta di domenica scorsa a smontare un'intera idea stagionale. Ottimismo. Assolutamente sì, ripeto, ambiente sereno, tranquillo, un vincica in più. Che fa la differenza. Decisamente. Certo, lo scorso anno l'Igea Virtus vinse quel girone, il girone B. Quest'anno un'altra squadra messinese potrebbe ritornarla a vincere, con il rischio che magari soprattutto le squadre siciliane, catanesi e siracusane debbano andare poi a giocarsi l'eventuale posto nei playoff. Un po' ci spiazza. Decisamente sì, anche perché comunque non ce lo aspettavamo, anche se allo stesso tempo si dice sempre che una messinese durante l'arco della stagione possa prevalere, anche perché Cireale, diciamo, aveva ambizioni assolute. A meno. Ci mancherebbe. D'altra parte, insomma, per il blasone. Dopo tanto tempo, però ancora non è finita, sono lì tutti e quattro a distanza di 4 Vedremo punti. cosa succederà. Decisamente sì. Vedremo cosa succederà. Allora siamo quasi in chiusura, però la battuta la voglio fare anche con Marco su questa vittoria 9-0 a Belpasso. Beh, loro chiaramente in disarmo totale, un po' falsando anche il campionato, senza nulla togliere ai ragazzi che sono scesi in campo, probabilmente anche con tanto entusiasmo. Sì, è vero, e facevo la differenza fra quello che è il girone B e il girone A. In questo momento partite quasi scontate sulla carta, anche se per noi non lo era affatto quella di ieri, ma l'abbiamo preparata come tutte le altre. Chiaro ed è giusto. Però credo che appunto la differenza fra i due gironi stia proprio lì. Non ci sono squadre, non ci sono partite scontate, squadre materasso a questo punto. Ieri la partita probabilmente poi si è messa sui binari giusti, però il Belpasso è una squadra di ragazzi tutti vogliosi che corrono fino al 95esimo e fino al 95esimo volevano a tutti i costi. È un'esperienza in più che hanno, certo. Giocare un campionato di eccellenza aiuta. Ma la cosa che mi fa più piacere è che i ragazzi volevano giocarsi, i ragazzi del Belpasso, nonostante il punteggio non gliene fregava niente, volevano continuare a giocarsi la partita. Bene, bene, bene. Allora Marco, noi ti ringraziamo per la tua ospitata e ti auguriamo un in bocca al lupo per la stagione, per il proseguo. Io credo che Taormina meriti, come hai detto ampiamente tu, categorie molto più importanti, quindi l'invito non è
rivolto soltanto ai dirigenti, ai giocatori e ai tifosi, ma forse a qualche imprenditore che dovrebbe capire che la parola Taormina nel mondo è talmente conosciuta che un piccolo investimento anche nel mondo del calcio andrebbe fatto. Io direi con le dovute proporzioni e con tutto il rispetto, ma vedi Troina, perché non Taormina? Ecco, perfetto, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, perché anche Troina è una bella cittadina. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Massimo, mi è piaciuta la tua presenza oggi qui all'interno di Penalty, il commento tecnico affidato sempre ad un allenatore che attualmente non è in panchina, è un ruolo che noi abbiamo voluto diciamo, dare agli ospiti che curano i commenti tecnici della Serie D e dei 2 gironi di eccellenza. Però attenzione, Penalty porta sempre fortuna, quindi magari dopo questa apparizione non è escluso che insomma ci possa essere qualche panchina anche per te, però mi hai detto sempre con calma, senza spingere, perché bisogna fare le scelte. Prendere una squadra oggi è sempre molto difficile, no? E poi è sempre troppo carica di responsabilità. Assolutamente sì, poi bisogna vedere a che tipo di proposta abbiamo di fronte. Meglio guardare più in là e pensare di progettare per una nuova stagione, anziché quella in corso. Decisamente sì, anche se comunque sappiamo che la realtà del calcio dilettantistico oggi è ben diversa da quella che c'era una volta. E poi lo merita. Sappiamo benissimo, insomma, anche l'esperienza di... Ha fatto bene. Ha fatto bene, infatti. Avanzato un caffè tutte e due. No, io non avanzo niente, io mi limito soltanto a raccontare i fatti, ci mancherebbe. Allora un in bocca al lupo a Massimo per il proseguo anche di questo suo impegno, diciamo, da commentatore tecnico a Penalty. Grazie a Massimo. Grazie a lei, Scrivano. grazie a voi. Allora, noi adesso generalmente non parliamo quasi mai di calcio professionistico, anzi volutamente non parliamo mai di calcio professionistico, però in settimana è venuto a mancare una figura che ha legato il proprio volto, il proprio nome al calcio professionistico, soprattutto quando si parla di calcio Catania si parla di un tifoso che è stato il top per quanto riguarda appunto il movimento del tifo a Catania. Noi di Penalty abbiamo voluto regalargli un video per appunto ricordarne la memoria. Parliamo di Ciccio Famoso. La sua vita ha avuto per molti di voi, per molti di noi che lo abbiamo conosciuto in diversi contesti, un senso profondo per la nostra esistenza. E tante volte noi non pensiamo che le parole hanno dei significati molto più profondi, molto più ampi di quello che pensiamo. Famoso di cognome, vero? E vabbè, famoso ce ne sono tanti. Ma lui è famoso di fatto. Guardate cosa c'è alla sua presenza.
Eccoci rientrati in studio, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, un doveroso omaggio a Ciccio Famoso, il capo degli ultra di tutti noi tifosi del calcio Catania. Era doveroso ricordarlo, da qualche giorno è scomparso e ha lasciato veramente un vuoto incolmabile, anche se credo che tutti i tifosi lo ricorderanno per sempre. Saluto in postazione l'arrivo di Alessio Patti. Buonasera Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Ben trovato anche a te, con te parleremo chiaramente di promozione di prima categoria. Assolutamente sì. Bene, un parterre degli ospiti adesso molto interessante. Abbiamo subito Carlo Plataria, allenatore della città di Catania. Ciao Carlo, ben trovato. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e mi fa piacere essere qui. E abbiamo anche il vicepresidente del Real città di Paternò, Francesco Di Perra. Buonasera Presidente, ben trovato. Tutti contenti oggi, vittoria fuori casa, vittoria in casa, campionato che va a gonfie vele. Io credo che la stagione sicuramente si può ritenere positiva attualmente. Attualmente. Sì, anche perché insomma poi ci spiegherai cosa è successo Carlo, perché vai, torni, ritorni, la salviamo questa squadra. Città di Catania. Ci mettiamo tutti i mezzi per farlo, ovviamente. Mentre invece il Real città di Paternò quest'anno credo che abbia costruito una corazzata, con grande rispetto anche nei confronti della città di Ragusa. Noi all'inizio siamo partiti per fare un'ottima squadra. Sì. Poi magari grazie all'aiuto del nostro direttore Antonivella che ci ha proposto diciamo quasi tutta la rosa, noi poi siamo riusciti a metterla a disposizione del nostro tecnico Luigi La Rosa. E le cose stanno andando bene. Le cose sembra che... E poi c'è l'entusiasmo anche del presidente Ivan Mazzamuto, quindi voglio dire su questo lo sanno tutti che passione mette nelle cose. Diciamo che il grande merito è soprattutto del nostro presidente, perché è riuscito a raggruppare un gruppo di imprenditori che solo lui poteva fare. Allora passiamo subito ai risultati Alessio, anche perché insomma avremo anche parecchie immagini. Parliamo subito del girone A. Si è giocato anche in questo campionato la quinta giornata di ritorno. Vediamo subito il tabellino. A Ribera Campobello batte Atletico Ribera 1-0, Libertas 2010 perde in casa con il Canicattì per 3-1, Ares Menfi batte Casteltermini 5-3, Nuova Sancis batte 5 Torri Trapani 3-1, Ravanusa batte Gattopardo 2-1, Castellammare batte Camarat 5-1, Salemi e Partini Caudace 1-1 ed infine a Sera di Falco Raffadali batte Sera di Falco 1-0. Un girone A dove ancora una volta il Canicattì e i Raffadali sono sicuramente squadre che sulla carta, dico, dovrebbero essere le due contendenti alla vittoria finale. Guardiamo la classifica perché poi voglio sentire anche il tuo parere. Classifica vede appunto in testa il Canicattì con 46 punti, 44 il Raffadali, 39 il Castellammare, con 37 Libertas 2010 e Nuova Sancis, Ares Menfi 35, Atletico Ribera 27, Campobello e Ravanusa 26, Camarat e Partini Caudace 24, Salemi 19, Sera di Falco 14, Gattopardo 12, 5 Torri Trapani 9 ed infine il Casteltermini con 4 punti. Ci sono anche alcune partite da recuperare, soprattutto devo dire anche il Canicattì che ha 2 partite, mentre il Raffadali soltanto una partita da recuperare. È un girone dove sono veramente loro due a doversi giocare la vittoria finale, Alessio? Sì Ettore, secondo me sì. Oggi il Canicattì giocava una partita dove poteva inciampare, fuori casa contro la Libertas 2010, 3-1 per il Canicattì, prima contro terza, la Libertas chiaramente poi viene scavalcata in classifica, ma se oggi c'era la possibilità con una vittoria della Libertas di poter avere una lotta a 3, di fatto questa possibilità è stata scongiurata, quindi secondo me è lotta a 2. È considerato che il Canicattì deve recuperare una partita in più rispetto a Raffadali, è considerato ulteriormente che mancano non troppe giornate alla fine del campionato. Se il Canicattì dovesse vincere entrambi i recuperi, secondo me i giochi potrebbero essere fatti. Carlo, Canicattì che lo scorso anno ha perso la finalissima dei playoff per andare in eccellenza, quest'anno il presidente ha veramente organizzato un team dirigenziale di giocatori, hanno confermato Falsone, è la dimostrazione che il Canicattì vuole veramente ritornare nel calcio che conta.
La continuità è chiaramente l'arma migliore per poi cercare di migliorarsi rispetto all'anno precedente, quindi la riconferma del mister penso sia il tassello iniziale per poi, come dire, costruire strada facendo, poi a dicembre... Però attenzione, c'è il Raffadali quest'anno. Sì, però come diceva giustamente Alessio, in realtà avendo una partita in più da recuperare, avendo 2 punti di vantaggio, sì, credo attualmente. Attualmente sì, 2, 46 con 44. Credo che insomma il campionato ce l'abbia in mano il Canicattì. Diciamo, può solo perderlo in questo momento. Vicepresidente del Real Città di Paternò, realtà importante Paternò, ma neanche Canicattì e Raffadali scherzano, quindi comunque il blasone della città aiuta la società, no? Sì, certo, giocare a Paternò, fare una squadra all'esterno a Paternò, una squadra è molto importante perché è una Sappiamo piazza... che ogni anno il Paternò vuole sempre fare sfaceli, sì, sì. Abbiamo visto poi il percorso dalla Serie C in poi, che cosa è successo, no? Sì, infatti non è facile allestire una squadra perché c'è un pubblico che è abbastanza che pretende un po'. E giustamente... Ha il palato fino dalla Serie C. E giustamente è così, quindi non è facile. Noi purtroppo quest'anno siamo stati un po' penalizzati anche dal campo perché per motivi vari abbiamo giocato diverse partite a Biancavilla. Adesso giocate al campo comunale? Sì, oggi abbiamo giocato di nuovo a Paternò, anche se il campo dobbiamo dire che è in pessime condizioni. No, non è un campo. Non è un campo, dobbiamo dirlo. Cioè, io volevo essere... No, lo diciamo, penalty serve anche per questo, sensibilizzare le amministrazioni e far capire a tutti che quando si gioca a pallone, allora, se c'è l'erba va mantenuta e va curata, se c'è la terra battuta va mantenuta e va curata. L'ideale sarebbe un campo in sintetico che probabilmente avrebbe sulla carta una manutenzione un po' diversa. Paternò, dopo tanti anni, stiamo ancora qui a parlare di un campo fatiscente. Oggi se si vedeva il campo era in una condizione veramente molto penosa, non si potevano fare 2 passaggi di fila, si poteva fare passaggi di fila, non si poteva giocare, veramente una cosa... Ma la manutenzione è sempre a cura dell'amministrazione? Guardi... Oppure è passata anche a voi adesso? Allora, per quanto riguarda la manutenzione dovrebbe essere per il comune. Dovrebbe, però... Poi noi facciamo una cosa, in questo momento noi preferiamo come società parlare solo di calcio, ho capito, e non fare polemiche. Evitiamo, non è neanche il momento. Non è il momento. A tempo debito eventualmente lo stesso Presidente potrà dire giustamente la sua. Andiamo avanti, parliamo adesso del girone B del campionato di promozione, quinta giornata di ritorno anche per quanto riguarda questo girone B. Diamo subito i risultati: Sant'Angiolese Barcellona Pozzo di Gotto 1-1. Real Finale batte Città di Ganci 1-0, Geraci Futura 0-0, Villabate batte Lascari 3-1, l'Iniziativa batte Monreale 2-1, Acqua Dolcese Nuova Città di Caccamo 3-3, Cus Palermo vittorioso 4-0 in casa contro il Sinagra. Commento tecnico insieme ad Alessio e poi ci guarderemo anche i 4 gol del Cus Palermo, che in casa è veramente un rullo compressore. Sì, Ettore, qui equivale un po' il discorso simile al girone A per quanto concerne la classifica, se la regia ci può venire in aiuto con la schermata, perché anche qui si delinea e si profila una lotta a 2, in quanto Villabate vittorioso 3-1, Cus Palermo passeggia già nel primo tempo, dopo i primi 45 minuti già 4-0, è la squadra universitaria, la Sant'Angiolese cade, o meglio mezzo passo falso in casa, un 1-1 che la allontana dalle zone alte della classifica e distrugge quella flebile speranza che c'era di agganciare il treno di testa. Quindi Ettore, secondo me è ufficiale, lotta a 2 tra Villabate e Cus Palermo. Designare una favorita è pressoché impossibile perché comunque sono 2 corazzate forti ma non irresistibili e potrebbero cadere in qualsiasi campo. Il girone A prevede uno scontro importante appunto tra Raffadali e Canicattì, questo girone B a questo punto tra Villabate e Cus Palermo. È la dimostrazione che ormai sono principalmente 2 le squadre che per ogni girone cercano di avere la meglio e vincere e andare direttamente anche nel campionato di eccellenza, tenendo presente che comunque poi c'è sempre la lotteria dei playoff, no? È chiaro, che è chiaramente una lotteria. Esatto, Ettore, se consideriamo che sono 3 turni, la
semifinale, la finale, poi la Non è finalissima secca con l'altro girone. Stiamo parlando di veramente qualcosa di impronosticabile, alla luce del fatto che comunque settimana dopo settimana, e qui mister Platania penso sia d'accordo con me, le cose cambiano nel dilettantismo di settimana in settimana, quindi non possiamo prevedere poi come le cose saranno da qui a maggio, mese dei playoff. Vediamoci l'incontro vittorioso del CUS Palermo nei confronti della squadra del Sinagra. 4-0 la vittoria finale, il servizio di Alessandro Castellese. Della 20ª giornata batte 4-0 il Sinagra, come accaduto la settimana scorsa. La formazione di Ferrara in crescita costante, si diverte, gioca un grandissimo calcio e nel primo tempo riesce già ad archiviare la pratica. Con le immagini della CUS Palermo TV andiamo a vedere questa partita molto bella che si sblocca all'11° quando Alletto stoppa un pallone all'interno dell'area su corner e la mette in rete. Grande esultanza dell'anima, la colonna, il simbolo e trascinatore di tutta la squadra, con una dedica speciale per il DS Dario Biondo. Il CUS però dimostra sin da subito di continuare a crescere. Caronia tenta il gol al 13° dell'anno, della vita, da 50 metri, poi Arena che sta crescendo, trascina tutti, un lusso vederlo giocare in via Altofonte, ancora lui e Mercanti non trova la via del gol, continuano a duettare ancora Mercanti e Caronia, che viene steso con Russo che viene espulso dal direttore di gara, che non ha dubbi, calcio di rigore, Caronia dal dischetto non sbaglia e porta i suoi sul 2-0, grande esultanza per uno anche lui dei trascinatori di questa squadra, che si diverte in attesa, lo ricordiamo, del rientro di un altro dei big di questa squadra, Arnone. Il CUS con Arena che inventa il pallone per Caronia, subito dopo al 26° non riesce a trovare la via del gol. Guardate Mercanti che scalda il piede, dal 31° traversa da posizione defilata, ancora lui tenta di sorprendere l'estremo avversario con un pallonetto, ancora Correnti, lancio in verticale con Mercanti che riesce a arrivare sul pallone, la sua conclusione il palo e la sfera che termina fuori, ma l'appuntamento col gol è solo rinviato. Qui nel frattempo salvataggio su Arena, perché ancora continuano a duettare, Caronia in profondità, Mercanti non può sbagliare, dopo 2 tentativi al terzo ti fa gol, e la grande esultanza di tutto il CUS, che quindi firma il 3-0 al 45° per una prova, quella dell'attaccante palermitano che sta facendo grandi cose, e quando gira lui gira davvero anche tutta la squadra. E poi Rizzo un minuto dopo sfrutta proprio l'assist di Mercanti, che se ne va di prepotenza, e il CUS, quando sono passati solo 46 minuti, è già in vantaggio per 4-0. Nel secondo tempo continuano a destreggiarsi, palla a terra, Arena per Mercanti che ci prova, la conclusione viene bloccata dall'estremo avversario, e ancora lui Mercanti che ci prova, ma ancora Giuttari a rispondere, anche lui questa volta però su Caronia. Mercanti che crea gli spazi, si innesca così Amato servito da Correnti e Amato non riesce a trovare il gol, e poi ci prova al 44° di Franco con questa bomba. 4-0 per il CUS Palermo che continua a vincere, non deve mollare la squadra di Ferrara che sta giocando un grande calcio in crescita, in attesa di essere al completo e di continuare a inseguire un grande sogno. Ottima vittoria dunque per il CUS Palermo, che continua a rimanere sulla scia del Villabate. Parlando poc'anzi con Carlo ci siamo resi conto che, come al solito a Palermo, insomma devo dire che questa è una società super organizzatissima, CUS Palermo, universitari, una bella struttura, fa piacere, no? Voi per esempio quest'anno avete emigrato in vari campi con varie denominazioni tra l'altro. Sì, diciamo che la nostra denominazione resta sempre quella di Città di Catania, perché comunque a livello societario la società è rimasta sempre Città di Catania. Siamo stati per un periodo di tempo ad Aci Sant'Antonio invitati a portare la squadra lì, poi sono successe tutta una serie di vicissitudini. E dopo siete andati ad Adrano? Dopo io non c'ero, ma la squadra è emigrata ad Adrano. Abbiamo vissuto l'anno scorso la seconda parte del campionato a San Pietro Clarenza, grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale che è sempre vicina. Insomma, avere un campo è fondamentale. Sì, è quello del CUS Palermo, c'è una struttura universitaria, io ci sono anche stato per gare di atletica, perché i miei figli fanno atletica, una struttura molto bella, completa, con tutte le varie possibilità di fare sport su vari livelli, dal tennis al anche calcio. Qui a Catania, volendo, abbiamo la struttura universitaria, però non viene mai prestata al calcio, non ho mai capito perché. Non c'è mai stata l'attenzione, io
quando ero universitario giocavo col CUS Catania, ma solo a livello universitario, non c'era l'attenzione. Non c'è stata mai la voglia di giocare anche dal punto di vista agonistico. Il rugby è stato sempre più attenzionato, per esempio, parlo di Campo Grande, mentre invece nel calcio non c'è mai stata la possibilità di fare una squadra. Problemi di campo anche con il Real Città di Paternò, ne parlavamo anche con il vicepresidente proprio qualche minuto fa, ed è la dimostrazione che comunque l'investimento di una società sì, è importante, ma se non si mette a disposizione almeno la struttura, come si può pensare di fare squadra? Il campo per esempio appunto di Paternò, sappiamo benissimo, l'abbiamo detto poc'anzi, è in condizioni pietose, ma in questo caso voi come vi vorreste comportare adesso in prospettiva? Cioè, a prescindere da quella che potrebbe essere, insomma, la classifica finale, in prospettiva magari una struttura privata da prendere in gestione? Ma ora questo noi lo valuteremo attentamente con il resto della società, perché nell'eventualità di un campionato, diciamo, di eccellenza, carta, diciamo, nell'eventualità ancora siamo con i piedi per terra, giusto. non si può giocare in quel campo. In quelle condizioni è proibitivo giocare, non è neanche pensabile poter giocare. Non è neanche pensabile, l'abbiamo visto d'altra parte in alcune immagini. Parliamo del girone C, il girone messinese, che seguiamo con tanto interesse perché in moltissimi ci scrivono per cercare di sensibilizzare appunto soprattutto le squadre messinese. Guardiamo i risultati, quinta giornata di ritorno, eccola qua la schermata celere da parte del nostro regista Giuseppe Giuffrida. Messina Sud 0, Camaro 2, quindi conferma per la squadra capolista. San Biagio batte Città di Messina 3-1, Calatabbiano batte Giardini Naxos 1-0, Aci Sant'Antonio Merì 3-3, Gescal perde in casa con il Real Aci 2-1, Messana 3, Real Rometta 2, Ionica batte Terme Vigliatore 2-0, ha riposato il Città di San Filippo del Mera perché, come tutti ben sanno, il Forza Calcio Messina è stato escluso dal campionato. Guardiamo adesso la classifica. Ho detto già qualche istante fa che il Camaro con questa ennesima vittoria fuori casa conferma la posizione di leadership di questo girone C del campionato di promozione, classifica che vede appunto sempre il Camaro in testa con 48 punti, Ionica con 41, Messana con 40, Città di Messina 34, 32 per Terme Vigliatore, Real Aci 31, Calatabbiano 25, San Biagio Città di San Filippo del Mela 22, Merì 21, Gescal e Giardini Naxos 18, Real Rometta 14, Messina Sud 13 ed infine l'Aci Sant'Antonio con 3 punti. Tra poco andremo a vedere la vittoria del Messana che si è un po' ripreso dopo la sconfitta del big match della scorsa settimana con il Camaro, però prima voglio sentire Alessio su questo girone. Ettore, sul discorso primo posto è inutile essere ridondanti, il Camaro è andato via. Non stecca una partita neanche nelle più difficili, vince anche fuori casa in campi complicati, nei derby, quindi chiudiamo il discorso sul Camaro. La Ionica invece oggi dà un segnale importante per quella che è la chiave secondo posto, batte il Terme Vigliatore per 2-0 e stacca il quinto posto occupato proprio dal Terme Vigliatore di ben 9 punti, con una partita da recuperare, quindi infatti. La Ionica fa corsa su se stessa per cercare quantomeno di evitare la semifinale contro la quinta in classifica. È chiaro che avrebbe in ogni caso i favori del pronostico giocando in casa, ma quando si possono evitare delle gare secche in cui in 90 minuti può succedere di tutto, la possibilità uno se la gioca chiaramente come meglio può. Vittoria anche appunto come hai detto te per la Messana che si conferma terza in classifica. Guardiamo infatti proprio la partita vittoriosa della squadra del Messana nei confronti del Real Rometta per 3-2. Benvenuti amici sportivi ad affrontarsi l'USD Messana che ospita la SD Real Rometta, padroni di casa a quota 37 punti in classifica che vedono la capolista Camaro allontanarsi a quota 8 punti dopo l'ultima batosta subita proprio in quel di Visconti nel passato turno. Ospiti che giungono qui quest'oggi con 14 punti in classifica in piena zona playout, penultimi in classifica frutto di 9 reti realizzate, ben 30 subite che ne fanno il secondo peggior attacco del campionato, reduce dal pesante 0-3 in casa col Terme Vigliatore. Padroni di casa della Messana invece che
dovranno tornare alla vittoria. Quest'oggi si dispongono in campo con un 4-2-3-1 formato da Arrigo tra i pali, linea 4 con Morgante e Bonaffini laterali, centrali giocheranno Leo Angrisani, Brancati e Santamaria davanti alla difesa, il tridente Spadaro, Rossano e Gentilesca ad agire alle spalle del bomber Cannoni. Turno di riposo per il capitano Fabio Buda e poi potremo cominciare con l'incontro. Il direttore di gara Fragalà dall'inizio del match. Ospiti in casacca nero-verde che attaccheranno a destra verso sinistra ai vostri videoschermi, ma la prima occasione dei padroni di casa con Gentilesca che lancia Rossano, ci prova a coordinarsi, ma termina alto il suo tentativo. Ora palla dentro di Rossano, indirizzo di Gentilesca, palla a rimorchio per Santamaria, da 2 passi Cannoni non trova la deviazione vincente, ma Messana che ora sta crescendo, direttamente proporzionale anche la crescita del proprio metronomo di centrocampo Santamaria. Qui intanto viene fischiato un calcio di rigore proprio ai padroni di casa per questo intervento scellerato ai danni di Spadaro. Si incaricherà della battuta proprio il bomber Paolo Cannoni, disturbato qui dal suo compagno di squadra Berigashvili, che però può restare solo a guardare il pallone insaccarsi alle sue spalle. Sblocca il risultato al 37esimo minuto di gioco il bomber Paolo Cannoni contro la sua ex squadra. Qui Cannoni intanto lancia Rossano splendidamente a tu per tu con Berigashvili, all'occasione subito di raddoppiare, ma questa volta si esalta l'ex portiere del Camaro negando la gioia del gol al classe 99. Sarebbe stata la 6ª marcatura in questo campionato. Poi c'è questa splendida azione di Cannoni personale che si libera in aria e raddoppia i conti, doppietta personale per il bomber ex Real Rometta. Vediamo qui come si libera della diretta marcatura e fredda Berigashvili nel cuore dell'area di rigore. Ora è tutto più semplice per la Messana, dopo un paio di minuti però il pallone dentro di Fleres, non ci arriva Angrisani, ci arriva Currò che accorcia le distanze e fa 2-1, svarione della difesa giallorossa. Sarà proprio Buda a incaricarsi del calcio d'angolo sul quale svetterà per la 3ª volta Paolo Cannoni, tripletta personale contro la sua ex squadra, contro il suo passato. Non c'è vittima che può nulla di fronte a questo grande bomber. Sul risultato di 3-1 ci sarà spazio ancora per questo bellissimo destro di Herrera, sul quale si supera Arrigo e manda la palla sulla traversa. Splendida parata del classe 97 in forza alla Messana. Non potrà nulla però dopo un paio di minuti su questo destro di La Spada dai 30 metri, lo fulmina, riapre i giochi. Ci saranno ancora 4 minuti di recupero da giocarsi. Riapprezziamo la rallenti il bolide di La Spada, sul quale questa volta non poteva nulla Arrigo, lasciato colpevolmente solo al limite dell'area. La Messana torna alla vittoria, porta a casa i 3 punti. E allora da Claudio Costanzo per la Wii Sport non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Vittoria importantissima del Messana, dunque, che continua a rimanere sulla scia del Camaro. Volevo sentire un po' i nostri ospiti. Allora, Camaro, tradizione legata al calcio dilettantistico, grande settore giovanile, tanta esperienza nell'eccellenza, non è mai arrivata in Serie D, però un paio di settimane fa abbiamo avuto il presidente ospite telefonico di Penalty che ha comunque detto chiaramente che l'obiettivo è quello di arrivare veramente in Serie D. È la volta buona, secondo te? Hanno già buttato le basi giuste, Carlo? Allora, secondo me, hai detto tu bene, la chiave di lettura importante è il settore giovanile del Camaro, che da sempre esiste e da sempre è ai vertici del calcio giovanile regionale, non provinciale. Questo crea un serbatoio importante, perché la squadra del Camaro è sempre stata praticamente formata da giocatori che si sono fatti in casa, si può dire. Ai miei tempi c'era Nava su tutti e quant'altro. Credo che la politica sarà sempre la stessa, non credo che cambierà. Poi è una squadra radicata sul territorio, quindi è un quartiere di Messina. È un quartiere di Messina, non so se ancora giocano al Visconti, ai tempi giocavano al Visconti. Sì, giocano ancora lì. Quindi praticamente nel proprio quartiere. E questo favorisce molto, perché sicuramente lavorando con i bambini e crescendoli bene
riescono poi a infatti costruire il settore squadre giovanile importanti. ha le squadre ai primi posti e da lì poi attingono insomma, Esatto. per formare la prima squadra, che ogni anno varia, però quest'anno probabilmente con i ritocchi giusti hanno creato l'alchimia giusta per forse vincerlo questo Ma girone. credo che il futuro del calcio dilettantistico sia questo, non si può pensare di continuare a andare a cercare giocatori. Attenzione, perché mi preparo a fare una domanda cattiva allora al vicepresidente della Real Città di Paternò, perché in fatto di settore giovanile come stiamo messi? Ma noi diciamo, per quanto ci riguarda... Non mi dite che fate la solita juniores, no, avete anche una scuola calcio. Noi partiamo dai piccoli Bene. passi, abbiamo più di 100. Oh, che bella notizia, non sapevo di questa cosa, quindi mi riempie di gioia. Noi partecipiamo al campionato sia degli under, poi abbiamo allievi regionali. Cioè... È lì il futuro, lo sappiamo tutti, io credo che insomma anche i vostri dirigenti sono coscienti di questa cosa, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Era alla base, diciamo, il nostro progetto era proprio alla base, partire con i ragazzini, con i giovani e poi magari arrivare in alto, punto. No. Avete talenti anche in ottica eccellenza che vi possano dare una mano? Già nella squadra allievi? Ma guardi, un po' prestino forse. Guardi i talenti. Beh, però se Ettore consideri che dopo la categoria allievi si esce già e il juniores a dover essere schierato. È vero, questo è anche vero. Sì, sarà anche presto, però è chiaro che poi la Lega ti obbliga a schierare un juniores, quindi. Ma parlare di talenti mi sembra un po'. Diciamo che ci sono dei ragazzi interessanti, che sono molto interessanti, che ci possono dare una mano. Diciamo così. Già è un primo punto, perché ci sono squadre anche in eccellenza che il settore giovanile insomma non lo trattano per nulla, si affidano soltanto ed unicamente a qualche squadretta magari del paese, mentre invece deve diventare fondamentale per il proseguo proprio della stessa società e della stessa categoria, però non è da tutti. Continuiamo a parlare di questo girone C del campionato di promozione, perché la sorpresa Real Aci vince fuori casa contro la Gescal, guardiamo il servizio e poi dopo voglio parlare di questa squadra perché credo che possa ancora rappresentare la sorpresa per questo intero girone C del campionato di promozione. Ci troviamo al Marullo di Visconti, dove l'SD Gescal ospita il Real Aci in quello che è il match valevole per la 20ª giornata del campionato di promozione siciliana, girone C. Padroni di casa che vengono dalla grande vittoria ottenuta nel precedente turno ai danni del Città di San Filippo. I ragazzi di mister Giordano alla sua sesta panchina quest'oggi, una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte fino ad ora rimediata dal mister del Gescal, che si trova a 18 punti in classifica, 11ª forza del campionato. Affronterà un Real Aci invece che lotta per le zone nobili della classifica, sesto in classifica con 28 punti. E allora non aspettiamo che il fischio d'inizio. Dirigerà l'incontro il signor Antonino La Rosa della sezione di Barcellona Pozzo di Cotto, coadiuvato dagli assistenti Fabio Sirna della sezione di Acireale e Salvatore Debole della sezione di Catania. Le due squadre sono pronte a disporsi in campo per i classi saluti di rito alle tribune, come sempre gremite di tifosi. Il Gescal in completino bianco-verde, il Real Aci in completino amaranto, si stringono le mani qui i due capitani, Acquaviva per i padroni di casa e Bisicchia per il Real Aci, e poi si potrà partire il fischio del direttore di gara che dà il via al match, con il Real Aci che ha battuto questo primo pallone di gioco da destra verso sinistra dei vostri schermi. Risponderà il Gescal da sinistra verso destra. La prima occasione però è per gli ospiti, che qui dall'alto di sinistra riescono a mettere un cross in mezzo interessante con Crispino. Ha provato ad avvitarsi Tenerelli, che però non è riuscito a dare la giusta forza al pallone. Nessun problema quindi per l'estremo difensore Billet. Dall'altro lato i padroni di casa conquistano un calcio di punizione da zona molto interessante. Alla battuta sembrano voler andare in due. Prova a partire Acquaviva, alla fine andrà trovato col sinistro, pallone che sbatte sulla parte esterna del palo e finisce fuori. Grande occasione però per i padroni di casa per trovare il vantaggio. Il Real Aci alla prima occasione utile però sblocca l'incontro. Qui fa tutto benissimo Febbraio, che mette in mezzo per Tenerelli, che tutto solo in aria, non può sbagliare, gira di testa questo pallone verso la porta e sblocca il risultato. Spingono però gli ospiti, che adesso conquistano un altro calcio di punizione dall'out di destra, il pallone in mezzo perfetto per lo stacco di testa di Maugeri. Anche qui forse lasciato troppo libero però dalla retroguardia dei padroni di casa, e allora raddoppio Real Aci, che si trova in vantaggio di 2-0. E allora si potrà battere questo calcio di punizione trovato in mezzo, dove Cello Presti tutto solo. Ancora più clamorosa la terza occasione per il Gescal, qui sprecata da Domenico Lopresti, che era tutto solo, si è fatto dire di no da Catalano, ma il Gescal è tornato in campo con uno spirito diverso, continuano a collezionare occasioni da rete, qui ancora trovato a provarci la punizione.
era la sua zona, questa volta però non è riuscito ad andare a segno il numero 8 dei padroni di casa, a cui nel frattempo riesce a servire l'assist per Pagano che colpisce, e questa volta Catalano non può nulla, finalmente arriva la rete del Gescal al quarto tentativo e Pagano a mettere la firma sull'1-2. Qui però attenzione all'episodio che potrebbe definitivamente chiudere il match, secondo giallo per Marino che atterra così un avversario, e allora cartellino rosso all'indirizzo del difensore del Gescal che dovrà giocare questi ultimi minuti in 10 contro 11 in inferiorità numerica. Sarà ancora più difficile quindi recuperare il risultato. Il direttore di gara indica 5 minuti di recupero, sembra stregata la porta degli ospiti quest'oggi. Subito dopo il direttore di gara controllerà il cronometro e con i 3 fischi metterà fine ai giochi. Un Gescal che forse entra in forma troppo tardi, quando già il risultato era compromesso, non riesce quindi a recuperare la partita, finisce 1-2. Dalle nostre telecamere per quest'oggi è tutto, alla prossima! 31 punti, ma un'altra partita da recuperare, quindi il Real Aci, Carlo, potrebbe sulla carta insomma rientrare nel progetto playoff. Ad Aciriale c'è tanta fame di calcio, sappiamo benissimo che l'Aciriale prima squadra sta andando molto bene in eccellenza, però anche la piccola, che poi piccolo non è, realtà del Real Aci vorrà dire la sua. Tu che ne pensi? Anche questa è una realtà importante perché è una squadra storica, una squadra che ormai da... La seconda squadra di Aciriale, sì, è sempre stata una squadra di Aciriale, è sempre stata una squadra anche molto seguita perché poi è rimasta nel vecchio campo di Aciriale. Certo, il mitico comunale. Tupparello. Gli acesi comunque quel campo hanno, come dire, un legame molto molto particolare. L'anno scorso noi ci abbiamo giocato col Città di Catania di sabato, perché loro credo anche quest'anno ho sbagliato, ho detto Tupparello ma non c'entra niente, il vecchio comunale. Il vecchio comunale, chiedo scusa. sì, il vecchio comunale che comunque come dire, all'impatto dà sempre una bella sensazione con le tribune, certo. Anche se nel suo piccolo, ma è un piccolo, come dire, è un stadio campo di calcio, storico, sì. Poi è un campo storico, ci hanno giocato praticamente moltissimi giocatori che poi sono diventati delle vere e proprie stelle del calcio siciliano. Sì. Assolutamente. E ci ha conquistato una promozione in Serie B, in Serie C1 e poi in Serie B. Poi in Serie sì. B, perché poi dopo giocarono al Esatto. Tupparello per la Serie B. Fu il periodo in cui c'era Rapisarda presidente, Esatto, vi ricordo, sì. in cui insomma Aciriale sognava. Certo, pensare che in questo momento c'è una squadra in promozione, una squadra in eccellenza, ricordando i fasti, ancora c'è da camminare tanto. Credo che poi arriva un momento che uno deve scordarsi il passato e vivere il presente. Se no si rischia poi di rimanere imbrigliati nei ricordi e non vede nessuna parte. Invece viviti la realtà così com'è e dai il massimo, che è la migliore ricetta. Aciriale sta a Catania, così come Real Città di Paternò sta a Catania, quindi sono due realtà che pian pianino cercano di trovare degli spazi. Un po' si soffre la presenza forte del capoluogo di provincia, però la realtà di Paternò è come quella di Aciriale, no? Tanta voglia di fame, di calcio. Sì, a Paternò c'è tanta voglia di calcio veramente. Cioè, noi non possiamo neanche minimamente pensare di metterci in concorrenza con l'Aciriale. Vabbè, però diciamo, insomma Paternò ha anche avuto i suoi bei fasti. Sì, noi il nostro passato, diciamo, anche l'Aciriale è stato, diciamo, ha avuto più tempo, diciamo, per esprimere le sue potenze. Noi siamo stati 3 anni G1 con allora lo Bue. Comunque ora speriamo di... È stato un patrimonio che poi si è smarrito in poco tempo, è svanito in poco tempo. Sì, ma ci sono state all'epoca una serie di circostanze che magari i diretti interessati sapranno meglio, no? Certo. Dal di fuori, diciamo, è stata una cosa così, è scomparsa proprio all'improvviso. Peccato, insomma, allenatore Marino, quindi è tutto dire, con Pagana che guidava quel gruppo straordinario. Brutto. È vero, è vero.
Girone D, adesso tra l'altro abbiamo i nostri due ospiti che potranno chiaramente parlarci nei dettagli di questo interessantissimo girone D del campionato di promozione. Eccola qua la schermata con i risultati. Aquile Calatine batte Megara Augusta 1-0, Città di Ragusa Atletico Catania 2-2, Città di Catania batte Rinascita Netina 1-0, Real Città di Paternò batte Città di Mascalucia 2-0, Sporting Eubea batte Marina di Ragusa 3-1, Sporting Trecastagni Real Siracusa Belvedere 0-0, Vittoria Santa Croce è stata sospesa per l'infortunio all'arbitro e poi, come tutti ben sanno, Ladrano, essendo stato escluso dal campionato, ha perso 3-0 a tavolino contro il D'Agata, che comunque non vediamo nel tabellino. A questo punto la classifica di questa quinta giornata, questo pareggio in vetta della Città di Ragusa ha permesso alla Real Città di Paternò a questo punto di diventare la nuova capolista di questo girone D del campionato di promozione. Eccola qua infatti la classifica: Real Città di Paternò con 49 punti, Città di Ragusa 48, Atletico Catania 43, Sporting Eubea 34, Santa Croce 30, Calcio Vittoria 29, Marina di Ragusa e Sporting Trecastagni 28, Real Siracusa Belvedere e Aquile Calatine 27, D'Agata 24, Megara Augusta e Città di Catania 17, Rinascita Netina 12, Città di Mascalucia 7 ed infine Ladrano, che come tutti ben sanno è stato escluso dal campionato. Allora, Alessio, da dove iniziamo? Da questa... Cosa non è successo? È successo di tutto praticamente. Intanto allora, questo pareggio che permette alla Real Città di Paternò di volare in testa. E su questo pareggio, Ettore, possiamo scrivere un libro. In poche parole, in quel di Ragusa, dopo 45 minuti ad essere in vantaggio per 2-0 è l'Atletico Catania di Giorgio Corona, che ecco, che è ritornato in settimana non riesce Re Giorgio a stare lontano dal suo 100/50 e ritorna in campo con l'Atletico Catania dopo un anno e proverà a guidare l'attacco della sua squadra ai vertici della classifica. Sembrava volgere tutto per il meglio nel primo tempo, 2-0 per l'Atletico Catania. Nel secondo tempo il Città di Ragusa può però godere di 3 calci di rigore. Il primo viene sbagliato, gli altri 2 realizzati. C'è un po' di polemica sul 2-2 perché il 2-2 che arriva proprio nei minuti finali del giocatore di Nicola, che appunto realizza il 2-2 sul calcio di rigore, le proteste dell'Atletico Catania perché il giocatore del Città di Ragusa aveva calciato il rigore sul palo e segnato sulla ribattuta. Se è questo un errore, se è questa la verità, si tratta di un errore molto grave da parte del direttore di gara, perché tutti sanno che quando un giocatore calcia il rigore sul palo e si vede restituita la palla appunto dalla ribattuta, va automaticamente in fuorigioco, perché è come se si fosse autopassato la palla oltre Quindi la c'è un errore tecnico allora. Molto grave. E chiaramente, Ettore, questo è un punto, stiamo parlando di 2 punti pesantissimi tolti all'Atletico Catania, 1 punto in meno per il Ragusa, insomma praticamente un campionato stravolto per un errore. Se è questa la verità ci accerteremo chiaramente dei fatti, ma se è questa verità, un errore gravissimo da parte del direttore di gara. Comunque il Real Città di Paternò usufruisce di questo pareggio per balzare in vetta alla classifica con una partita da recuperare. Assolutamente. Allora parliamo di questo Real Città di Paternò, perché questa vittoria per 2-0 nei confronti del Mascalucia, appunto come abbiamo detto ampiamente, porta la squadra del presidente Mazzabuto in testa. Era l'obiettivo iniziale della vostra stagione, lo sappiamo. Chiedo scusa, Ettore, c'è stato un errore da parte mia. Il Città di Paternò ha recuperato la partita, infatti, ed è primo. Ho fatto perfetto. Confusione, chiedo scusa. Non c'è problema. Infatti l'abbiamo visto un po' sconvolto. Noi non dobbiamo recuperare nessuna partita. No, è vero, non dovete recuperare nessuna partita. Però questa vittoria vi permette a questo punto di essere al primo posto. Era l'obiettivo della stagione, diciamolo. Lo raggiungete alla 5ª giornata di ritorno e credo che tutto l'ambiente è molto contento. Sì, io potenzierei qualcosa. Diciamo, noi siamo partiti innanzitutto per fare un ottimo campionato. Poi man mano che siamo andati avanti i risultati sono venuti.
Quindi non avete avuto fretta? Non abbiamo avuto fretta. Io ho avuto questa Infatti, sensazione guardando Ma infatti, insomma, i risultati domenica su domenica. Sì, infatti lo dicono perché noi a un certo punto poi abbiamo deciso di puntare dopo, diciamo, a cercare di vincere il campionato. Infatti abbiamo preso a Nino Carbonaro, abbiamo preso un bomber che per la categoria è il top, no? Il top. Però all'inizio il nostro progetto era un progetto, diciamo, di fare bene, di fare allestire una bella squadra, però proprio di arrivare ai playoff magari, non era proprio quello l'obiettivo iniziale di arrivare Ma vi prima. siete organizzati però già a giugno-luglio, Sì. E questo è importante perché per una società che già mette le basi in quella stagione, in quel periodo, sicuramente poi alla fine i risultati arrivano. Diciamo che il nostro progetto era un progetto molto serio, diciamo, organizzato dal nostro presidente Ivan Mazzamuto. Sappiamo quanto è meticoloso lui nel progettare, nel gestire le cose, quindi assolutamente. Siccome già partiva con un presupposto di fare bene, poi man mano i risultati sono venuti, diciamo. Bene, siamo contenti. Alessio, volevi fare qualche domanda al vicepresidente? Sì, volevo chiedere al vicepresidente, è meglio inseguire o essere inseguiti? Bella domanda. Io ho giocato anch'io qualche partita a calcio, diciamo, no? A livelli in promozione ho giocato nei tempi passati. Per me mi sono trovato sempre meglio a inseguire. Un obiettivo, perché poi uno quando arriva in vetta, se non è abituato a certe pressioni, a certe cose, rischia anche magari di fare qualche brutta figura. Speriamo di no. Diciamo che adesso per esempio domenica prossima avete un incontro difficile con l'Atletico Catania che insomma dalle notizie che arrivano da Ragusa ha quasi praticamente perso una partita che ne aveva già vinto, quindi sarà un incontro durissimo e l'Atletico probabilmente è all'ultima spiaggia, nel senso che solo una vittoria può farli rientrare alla grande nel novero della possibile vincitrice. Sì, ma non è perché l'Atletico oggi sta vincendo a Ragusa o ha pareggiato. Era già forte di suo. La partita sarebbe stata difficile in qualsiasi caso perché è un'ottima squadra, ben organizzata, quindi non è questo che fa diventare la partita del prossimo domenica difficile. Però sarà una settimana intensa perché preparare una partita impegnativa con l'Atletico richiede anche concentrazione. Sicuramente, ma guardi, su questo lato sono molto fiducioso per quanto riguarda sappiamo come lavora la rosa, perché sappiamo il nostro mister, diciamo, si è dimostrato una persona molto, diciamo, preparata, molto umile e molto pagata. Bene, allora sarà sicuramente una partita da non perdere, sarà una partita importante per voi e importante anche per l'Atletico Catania. Vedremo come andrà a finire. E parliamo invece di questa città di Catania. Abbiamo capito bene che è stata una stagione travagliata, Carlo, anche tua personalmente, no? Sei andato via, adesso sei ritornato, il gruppo Pinazzo ti ha richiamato al timone per salvare una stagione. E andando oggi a vincere contro la Rinascita Netina avete fatto un passo enorme, probabilmente. Sì, sicuramente la vittoria di ieri è stata una vittoria fondamentale. Probabilmente la partita di ieri è stata la partita più importante della stagione al momento, perché eravamo un punto avanti rispetto alla Rinascita Netina e quindi praticamente non fare risultato a Noto significava farsi risucchiare, anzi farsi sorpassare dalla squadra di Noto. Che dire, la stagione è iniziata ripartendo da quella precedente dove avevamo conquistato il secondo posto e avevamo accarezzato l'idea di poter arrivare all'eccellenza. È stata una stagione trionfante, Carlo. Sì, è stata una stagione importante, un cambio di marcia da dicembre in poi veramente incredibile, perché la squadra che era fuori dai playoff ha iniziato a inanellare vittoria su vittoria. Io personalmente vi davo vincenti ai playoff perché c'era quell'entusiasmo giusto, quell'equilibrio giusto per tentare la grande vittoria finale. Diciamo che posso dire tranquillamente anche che giocavamo anche un gran bel calcio, eravamo una squadra che riusciva a mettere sotto anche le altre squadre. Gli scontri diretti, siamo andati a Siracusa contro il Belvedere e abbiamo vinto, se non ricordo male, 3-1 o 3-0, non ricordo il risultato della scorsa stagione, diciamo meritatamente, quindi ripartivamo da questa realtà.
Poi purtroppo il calcio, come dire, non è mai una scienza esatta. È vero, soprattutto nei playoff. Il presidente può dare conferma alla prima partita proprio contro il Paternò, pur giocando una prestazione veramente importante, macchiata dai primi 20 minuti iniziali dove ci siamo praticamente fatti 2 gol. Però poi abbiamo giocato un'ora di partita a un ritmo incredibile, frenetico, come dire, attaccando a testa bassa e creando un'infinità di occasioni di gol. E come dire, la stagione è iniziata da questa partita, chiamiamola sfortunata, e poi dopo sappiamo benissimo il percorso di problematiche. Adesso vi siete assestati, il presidente Pinazzo ha assestato il tutto, ha ridato il timone al bravo Carlo Platania, che insomma appunto ha detto bene, lo scorso anno vi ha fatto assaporare anche un po' il discorso dei playoff. Io credo che la serenità in questo momento è la migliore medicina. I presidenti vivono di risultati, c'è poco da fare. D'altronde anche nel dilettantismo, a maggior ragione, un presidente che lavora, che tutta la settimana alla fine, come dire, è il suo, tra virgolette, chiamiamolo così, passatempo, comunque insomma il modo per come dire, allontanarsi la mente dalle problematiche del lavoro. È chiaro che la domenica serve per svagarsi. Quando i risultati non vengono, un presidente sceglie di cambiare l'allenatore, spesso perché magari non si possono cambiare tutti i giocatori, e allora ora sono ritornato. No, mi sorge spontanea una domanda, Carlo, ma tu che ci fai con nel campionato di promozione? Insomma è un bel curriculum, certe volte bisogna essere anche un po' fortunati? Diciamo, la storia è un po' complicata, non so perché. Cioè, io lo dico, per me sei sprecato per il campionato di promozione, sono molto onesto, lo dico sempre. Come dire, con tutto il rispetto anche per gli altri allenatori, ci mancherebbe. Per carità. Io sono venuto al Città di Catania perché l'anno scorso l'obiettivo era quello di portare la squadra in eccellenza. C'era un'idea importante nel costruire la squadra. Sì. Che poi è variata più volte perché già a luglio cambiavano i nomi dei giocatori, ma comunque abbiamo costruito una bella squadra, una bella realtà sportiva, e abbiamo fatto molto bene, come dicevamo prima. Quest'anno si voleva continuare, il trasferimento da Sant'Antonio voleva essere un quid in più, perché è risultato poi fallimentare. È risultato, diciamo, una grande confusione in realtà, sì. Grandi problemi, e adesso si ricomincia da Adrano con un gruppo molto giovane. Io ho una squadra veramente giovane, schieriamo 5, 6, 97, 2, 98 addirittura? Sì, assolutamente sì, ma di 2 o 3 elementi di esperienza ce li avete però. E poi abbiamo un ragazzino che si chiama Sebi Sapienza, un altro ragazzino che si chiama Angelo Pandolfo, e quindi insomma non vi potete lamentare. Sì, però stagione da salvare, quindi sì, state tranquilli e sereni con questo obiettivo, ovviamente. Bene. Domenica dopo domenica. Assolutamente. Ci dobbiamo fermare perché tra poco parleremo anche di prima categoria, per una battuta finale su questo girone la voglio chiedere anche a te. Ma tra queste 3 squadre, quella che ti ha particolarmente impressionato, chi è? Il Real Città di Paternò, Ettore. Non perché c'è il vicepresidente. No, sicuri, lo dico già da qualche settimana. Il Città di Ragusa sembra avere qualcosa in più sotto il profilo agonistico, sì. Però il Città di Paternò ha qualità in mezzo al campo. Solo terzo incomodo l'Atletico Catania? Sì, secondo me sì. Troppo tardi magari il risveglio? Sono tanti punti. Certo, se dovesse arrivare, e il vicepresidente farà gli scongiuri, ma se per l'Atletico Catania dovessero arrivare i 3 punti contro il Real Città di Paternò, e allora si potrebbe cambiare qualche cosa. Però io vedo il Real Città di Paternò favorito, nonostante lo sapremo la prossima settimana. Assolutamente. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, tra poco di nuovo insieme parleremo di prima categoria qui a Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.
esclusivista per la Sicilia del marchio Mobilfer. Infoline 336 9207 27. Tutte le domeniche in diretta tra le 19 e le 21 con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi la domenica di Sant'Agata ha cambiato comunque la nostra messa in onda, perché siamo in diretta dalle 21:30 alle 23:30, ma non vi preoccupate perché domenica prossima ritorniamo appunto nel nostro consueto orario storico tra le 19 e le 21 per raccontare il calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria. Oggi abbiamo parlato ampiamente del campionato di eccellenza, così come quello di Serie D, ma anche e soprattutto con i riferimenti nel campionato di promozione. È il momento di parlare adesso di prima categoria. Oggi parliamo solo di 2 o 3 gironi, accorciamo un po' i tempi perché ci siamo allungati un po' anche con le altre categorie, non ce ne vogliono gli amici che seguono i campionati di prima categoria. Diamo subito lettura del girone A con i risultati di questa quinta giornata di oggi, appunto domenica 5 febbraio 2017, Sant'Agata. Noi catanesi insomma amiamo ricordarlo sempre. A Marsala Ribera 1954 batte Libertas Marsala 5-1, Real Unione Città di Cinisi 2-2, Sciacca SRLS batte Don Partinico Bortra 3-0, Altofonte batte Empedoclina 4-1, Città di Carini Fulgatore 1-1, Balestrate batte Strasatti 4-0, Nuova Sportiva del Golfo batte Città di Giuliana 3-0. Allora la classifica vede sempre la Nuova Sportiva del Golfo in testa con 46 punti, possiamo già mandarle e così nel frattempo abbiamo il commento tecnico del nostro Alessio Patti. Ettore, lotta a 3 tra Nuova Sportiva del Golfo, Altofonte e Fulgatore, squadre che hanno una marcia in più rispetto a tutte le altre sotto il profilo tecnico, agonistico e tattico. Attenzione alla Nuova Sportiva del Golfo che però ha una partita in meno e che quindi potrebbe fuggire. Mancano 8 gare alla fine del campionato. È un terno all'otto chiaramente, ma forse la Nuova Sportiva del Golfo può avere quel quid in più che la porterà direttamente in promozione. Anche se molti dicono che l'Altofonte sia più attrezzato. Sì. Questo sicuramente, però l'Altofonte ha dimostrato che spesso con le piccole soffre un po' troppo e allora, non riuscendo poi a chiudere partite che in campi molto particolari poi rischia anche di pareggiare, perdi terreno nei confronti delle grandi, nelle altre grandi. La Nuova Sportiva del Golfo, ripeto, con questa partita in più da recuperare potrà dire la sua e staccare le inseguitrici. Bene, adesso parliamo del girone D, dove ci sono molte squadre catanesi ma anche molte squadre messinesi. Quinta giornata di ritorno, questi i risultati: Atletico Francavilla batte Valdinisi 4-3, Atletico Messina batte Robur 4-0, Russo Sebastiano batte Città di Villafranca 1-0, F24 Messina batte Libertas Aci Real 2-1, Sporting Club Messina Atletico Fiumefreddo 1-1, Piedimonte Tenneo Sant'Alessio 2-2 ed infine Paternese batte Pompei 7-0. Allora a questo punto Alessio, io direi di far vedere subito la classifica, così la possiamo commentare anche poi con i nostri ospiti, però già dalla classifica ci rendiamo conto che
il ritorno dell'Atletico Fiumefreddo non è tardato, cioè un pareggio fuori casa a Messina fa sempre comodo e comunque fa sì che la squadra è ancora leader di questo girone D del campionato di prima categoria. Ettore, è chiaro che però questo è comunque un turno agevole alla Paternese, che accorcia ulteriormente e avendo una partita in meno può scavalcare l'Atletico Fiumefreddo. Quindi anche qui io mi voglio riservare di poi dare un giudizio a questo girone come a tanti altri dopo il recupero di tutte le partite, perché sono gironi un po' diciamo così a spezzatino. Sì, anche perché abbiamo avuto parecchie partite che non si sono disputate per via del maltempo, ancora ci sono partite del 7 gennaio di quella famosa nevicata che vanno recuperate, quindi bisogna attendere poi per avere un chiaro quadro. Se ad esempio guardiamo la classifica, la Russo Calcio che ha 23 punti e 2 gare da recuperare potrebbe addirittura rientrare in zona playoff nonostante sia nella parte destra della classifica, quindi tutto da vedere. Rimane un attimo cortesemente la classifica, perché la voglio commentare anche con i nostri ospiti, grazie al nostro regista. Fiumefreddo in testa con 41, Paternese con 40. Allora la domanda sul Fiumefreddo la faccio a Carlo, mentre invece sulla squadra paternese la faccio giustamente a un diretto interessato. Allora Carlo, Fiumefreddo, tradizione, ma lo dico sempre ogni volta che parlo di questa squadra, tradizione che è solo abbinata alla stagione, non c'è una continuità a Fiumefreddo e non capisco perché. Come mai secondo te? Insomma, come si spiega il fatto che non si crei una squadra che possa durare nel tempo, perché ogni anno ci sono sempre nuove società? È come dire, una domanda molto difficile su cui dare una risposta. In questo momento il Fiumefreddo è una squadra comunque molto importante, una squadra che per la categoria credo sia anche un lusso. Se poi ci sarà continuità su quest'altra ennesima stagione scommessa, questo è un altro punto interrogativo veramente difficile. Il perché ci sono stati parecchi presidenti che si sono susseguiti lì a Fiumefreddo, sono arrivati in eccellenza credo, perché un anno vinsero il campionato di promozione. Sì, sono arrivati anche in eccellenza e poi sappiamo benissimo come è naufragato tutto il progetto. Poi spariscono, non lo so, è una realtà davvero strana quella di Fiumefreddo. Paternò invece, l'arrivo della Paternese vi potrebbe creare qualche problema, vicepresidente? No. Perché adesso rischia addirittura di arrivare in testa, perché se recupera la partita e la vince, vola in testa in questo girone D del campionato di prima categoria. Ma noi non rischia, noi ci auguriamo che vinca il campionato, perché io da Paternese mi auguro che lo vinca il campionato, per questo, anche perché conosco sia il mister Palumbo, conosco i dirigenti, a noi non è solo loro che noi facciamo la nostra corsa, noi puntiamo su di noi e speriamo che vincano il campionato, io lo auguro veramente di cuore. Così magari il prossimo anno potrebbe esserci un'unione? Oppure sono partiti diversi? No, guardi, come siamo noi, i dirigenti nostri e quelli anche loro, non penso che ci sia questa rivalità di dire. Potrebbe succedere di tutto, non precludiamo niente. Intanto pensate a fare i vostri campionati. Intanto noi pensiamo a vincere i nostri campionati e poi si vedrà. Può succedere anche questo, perché no? Ben venga. Allora, in 60-90 secondi massimo riusciamo a dare il quadro del girone G di prima categoria? Così poi passeremo ai saluti e ci congederemo anche con i nostri ospiti. Assolutamente Ettore, se la regia non ci può venire forse in aiuto con le schermate, ma questa è una giornata che sorride al mister Bianco, che balza da solo in vetta alla classifica. Il Motta ferma l'Armerina, si fermano a vicenda, mentre il Città di Bronte cade, la Città di Bronte di mister Orefici abbiamo avuto la scorsa settimana, quindi chissà se è questa la settimana giusta che possa lanciare il mister Bianco verso il campionato di promozione. C'è una partita in più da recuperare, però è chiaro che a questo punto i valori del mister Bianco potrebbero venire fuori quanto prima. Bene, allora a questo punto ci dobbiamo congedare con i nostri ospiti, lo facciamo salutando Carlo Platania, allenatore della Città di Catania. T'aspetta insomma un periodo abbastanza intenso per condurre questa squadra verso, credo, una sospirata e meritata salvezza e serenità.
Sì, d'altronde, come dire, nello sport se non si lavora non si va da nessuna parte, quindi comunque alla fine il lavoro paga però, assolutamente e quindi un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Un saluto anche al vicepresidente del Real Città di Paternò, abbiamo avuto Francesco Di Perna, ci saluti il presidente Iva Mazzamuto, il nostro grande fan, ci segue da tanto tempo, ha anche vinto tra l'altro un Penalty Awards come miglior presidente un paio di anni fa, e lui da quel momento dice che è diventato un fan incallito di penalty. Sì, sì, sicuramente noi vi ringraziamo intanto per l'invito, lo saluterò anche perché è il nostro primo idolo, il nostro presidente. Certo, quindi... ci mancherebbe. E un in bocca al lupo per la stagione a cominciare da domenica prossima con questa difficile partita con l'Atletico. Crepi il lupo e speriamo che alla fine vinca il migliore. Bravo, giusto, mi piace questa definizione, e allora a questo punto mi avvicino pian pianino verso Alessio perché devo congedarmi anche da lui e rimandare l'appuntamento alla prossima settimana, giusto? Assolutamente Ettore, ringrazio sempre te e i nostri amici da casa che ci seguono, ci vediamo domenica prossima alle 7. Bene, noi ci congediamo e vi diamo appuntamento chiaramente domenica prossima non alle 21:30 così come è successo questa domenica, ma nel nostro consueto orario delle ore 19. Grazie ancora, un saluto e un ringraziamento alla regia guidata come al solito da Giuseppe Giuffrida, e vi diamo appuntamento a domenica prossima ore 19, Gold 78 con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.